Alla vigilia di un consiglio comunale che sul tema del nuovo ospedale si preannuncia dai toni infuocati, a tenere banco sono gli incontri che sul tema hanno avuto il sindaco di Padova Sergio Giordani e il presidente della regione Luca Zaia. Giordani aveva parlato di incontri segreti col governatore del Veneto, smentito a stretto giro da Zaia, che aveva spiegato come si trattasse di due incontri formali durati appena pochi minuti. Forse io ho detto segreti, ho sbagliato. Il primo era relativamente a costruire un piano in cui fosse evidente che ci stava l'ospedale, e il secondo è per consegnargli in anticipo non il progetto, il piano evaluativo. In quell'occasione Zaia ha ribadito la propria posizione. Il Presidente, come a tutti, dà udienza, e in quella situazione, in quel contesto, so anche che gli ha risposto che i tecnici hanno già dato ovviamente un indirizzo, che è quello di fare un nuovo ospedale in una nuova area, e la linea è questa, mi pare, anche da parte dell'università. Dopo il raid delle opposizioni alla presentazione del progetto caldeggiato dall'amministrazione comunale, Giordani aveva dimostrato disponibilità a mettere in testa al Consiglio comunale la mozione dell'opposizione sull'ospedale. I capigruppo definiscono loro l'iter. Io ho promesso, proprio per dare tranquillità, che avrei parlato all'ospedale, non ho nessun problema, ma l'ordine del giorno non cambia, non spetta a me, spetta ai capigruppo. Però volentieri io illustrerò qualsiasi cosa inerente all'ospedale.